Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Joker Gaming. Allora, eravamo rimasti che eravamo dentro questa stanza che era passato qualcosa di misterioso che è andato fuori da questa finestra. Allora, accendiamo il nostro accendino e andiamo a vedere. Qua cosa c'è? Cos'è un flashback? Una premonizione sbloccata. Ma, va bene. Oltrepassa. Basterebbero delle tende, delle lenzuola pulite. E una tanica di disinfettante. Ecco, hai detto te il posto mio. Allora, questo si può aprire? No. Questo si può aprire? A quanto pare no. Allora direi di andare su per le scale. Charlie, questo posto mi mette un po' a disagio. La tassidermia è un hobby normale. Rilassati. Bel hobby. Qui abbiamo degli uccellacci, abbiamo della fauna selvatica locale. Bellissimo. Guardiamo se c'è qualcosa. Esamina. Che razza di animale è? Ah! Si è mosso. Che? Quello. Si è mosso. Sembrava una roba meccanica più che altro. Riesaminiamo, vediamo cosa fa. Ah, ti fa vedere così e basta. Va bene. Qua non c'è altro. Forse di qua. È l'unico posto che possiamo andare. Andrà tutto bene, tutto bene. Che vista. È perfetta. Dai, riprendi. Voglio una carrellata sul lago che finisce a inquadrare l'isola. Dopodiché zooma bene sul faro. Ehi, guarda là. Dai, sarà meglio scendere. Tutta fatica che abbiamo fatto, dobbiamo riscendere adesso. Simpaticissimo e ora sto qua. È lui. Non lo so. Non l'ho mai incontrato. Come faceva a sapere l'argomento del nostro programma? Non gliel'ho chiesto. Che strano. Cerchiamo di essere gentili. Salve, signor Lonnit. Eccomi. Sono Gramten Dumet. Salite tutti a bordo e possiamo andare. Lui è Mark. Mark, Erin, Jamie signore. e lei è Kate. Molto piacere, signor Dumet. Non vedo l'ora di ammirare ciò che ha da mostrarci. Siamo davvero molto grati. È un piacere conoscervi. Cosa ne dite di salpare? Frettoloso il tipo, Ci ah. tengo a ringraziarla di nuovo per questa opportunità. Si figuri. Mi diceva che è stato un suo prozio a darle... Non perdiamo altro tempo. Le spiegherò tutto più tardi. Sì, bene. Praticamente sto qua è la simpatia di uno di tradita su per il culo praticamente. Più che altro è la simpatia di un esame alla prostata proprio.
Ora raggiungiamo l'hotel. Mi raccomando, state vicini. Sempre insieme. È pericoloso qui. No, certo che no. Sul serio? Non mi sembra convinto. Fate attenzione. Questo posto ha l'aria di essere davvero ben protetto. Caspita. Di qua, non preoccupatevi dei bagagli, manderò qualcuno. Allora, cerca di non ma scherzo, dai. Respira a fondo, Charles. E cerca di non sputare un polmone malato. Sto bene. Pensa a una stecca di sigarette che ti aspetta in cima. Ma no. Davvero? Sembra tenere molto alla sicurezza. Mi chiedo cosa tema possa entrare. Forse dovresti chiederti cosa teme che esca. Jamie, Per Può dire. essere anche quello. guardi troppi film horror. È un uomo riservato. Lo sapevamo dall'inizio. Lo sappiamo da neanche 2 ore. Andiamo e basta. Mark, prendi la telecamera, voglio filmare un'introduzione. Potremmo riprendere l'ingresso alla casa, non serve tutto il viaggio. Solo Kate che parla in camera, poi vi dirigo, ok? Niente foto. Non registratemi in alcun modo. È chiaro? Sono una persona molto riservata. Certo, signor Avevamo Dumet. capito. La Lonit Entertainment è molto discreta. Vuoi la solita intro, Charlie? Certo. Luce buona. Io sono pronto. Erin? Suono a posto. Ok, proviamo la scena. Com'è il look di Kate? Il mio look è sempre perfetto. Ah, smettila di provare a sedurmi. Motore. Zack? Azione. Sono appena sbarcata sull'isola privata che dovrebbe ospitare cimeli originali del Regno del Terrore di H.H. Holmes. Ora sto raggiungendo la Magione. Perfetto, Kate. Ora voltati verso la casa. E ora cammina. Ok, basta così. E stop. Adesso dobbiamo davvero andare. Agli ordini, signor Dumet. Di qua. Certo che sei un po' un spaccacoglioni, Riprenditi eh. nascosto, ok? Ovviamente. Un uomo misterioso incappucciato. Il signor Dumet è una persona piuttosto rigida. L'ho notato. Dai un'occhiata in giro. Senza di lui. Ha diritto alla sua privacy. È sfuggente. Voglio capire cosa ha da nascondere. Cosa dovrei fare? Quello che hai fatto con i poliziotti a Glendale. Sul serio? Ai! Oh, accidenti! Che è successo? Stai bene? Inciampata di nuovo nel Lego. Dovremmo portarla all'hotel. Oddio, la muovo appena. Jamie, resta con lei. Perché io? Sei il primo soccorso. Come quando l'hai curata a Glendale. Ah, sì. Certo. Andremo a prendere del ghiaccio e delle bende. Ne avete all'hotel? Certo, sì. Allora andiamo. Ma che succede? Dai, andiamo, ti racconto dopo. Hai ripreso a recitare? Sì, sì. Che vuole Charlie? Conoscere meglio il posto. E perché dobbiamo farlo noi? Io sono sexy, tu manometti i sistemi di sicurezza. Dai. Bene, esplora l'isola. Amara, sì, molto bene. Facciamo un po' di corsa. Posso farti una domanda? Ma rispondi sincera. Sai, senza ribattere in modo sarcastico o con una frecciatina. Vale anche per te. Una scarpa. Sì, sincera. Lo show è ancora salvabile? Forse. Se qui sono custodite immagini o informazioni di portata epocale. Ti pare probabile? No. Al C'è massimo scritto filmeremo degli esamina. scorci. Nulla che ci salverà il culo. Ah, un'altra monetina. Keep out.
Proprietà privata, alle larga dovrebbe essere, giusto? No, vietato l'ingresso. Non è così facile. Dove devo andare? Per di qui? Su. Vabbè, andiamo per di qui. Occhio alla testa. Allora. Controlliamo bene in giro che non ci sia niente, magari. Qua non mi dice niente, qua dietro c'è qualcosa? Assolutamente no. Qua non si può andare dentro, non ho neanche guardato di là. No, a quanto pare no. Qui non c'è nient'altro quanto sembra. Allora andiamo su qua. Non ci aveva detto che avremmo fatto trekking. Mhm. Beh, faremo il giro, sì, probabilmente. Cerca di non ammazzarti. Non voglio vedere Mark piangere. Grazie della premura. Davvero. No! Kate, Sto bene. non sei caduta di faccia, vero? È un patrimonio da E preservare. piantala. Riproviamo. Ma ti ho detto di star di là. Ce la faranno i nostri eroi? Ho fatto molta meno fatica a quell'altro, anziché era lungo praticamente uguale. Dai, su. Ci arrivo. Ma... Ma perché? Perché arriva a metà si Non ha ferma? senso stare qui. Dai. No, no. Dai, dai, no. Ma niente. Arrivo fino lì dopo crolla. Perché? Sbaglio qualcosa io? Molto probabile. Cos'è la quarta volta che proviamo? Forse è da questa parte. Ma guarda. Ma perché? Ma perché fai queste cazzate? Ce la faccio prima o dopo? Niente, perché? Mi sto dando sui nervi.
Cioè, abbiamo fatto cose ben peggiori, ma guarda, già sta rincoglionita. Abbiamo fatto cose ben peggiori in Ha meno senso tempo. stare qui. Sì, ha ancora meno senso non capire perché non si riesce a tenere un po' di equilibrio su un tronco. Dai, dai, ma qua, ma lo... Fra poco viene giù il Rosario con tutti i suoi annessi. Oh, vabbè. Avanti devo camminare avanti. No. Ma qua, ma perché? Non capisco dove sbaglio qualcosa. Sei solo una rincoglionita. Ho capito il perché. Semplicemente sbagliavo le vite, ragazzi. Continuavo a premere avanti anziché c'è scritto R. Di spostare a destra e a sinistra era quello l'equilibrio. Per quello lo perdevo. Va bene. Risolto l'enigma. Esamina. Mm. E questa dove porterà? Su e giù dalla collina. Sì. E dall'altro capo che c'è? Come andare sopra qua? Cosa c'è? Interagisci. Ah. Mi sa che dovevamo andare. Beh, insomma, va bene, dai, non importa. Lei vive su quest'isola? Sta giù con la famiglia? Mia moglie è morta. Oh, merda. Scusi, mi dispiace molto. Coraggio, ci siamo quasi. Non ci hanno viste. Andiamo. È assurdo. Qua non c'è niente. Guardiamo in giro per di qui. Qui si può andare dentro. No. Qua invece. Qua è chiusa. Magari di là? Se amassi camminare nel verde, non vivrei in una città. Non mi pagano abbastanza per questo. È quello che dico anche io. Mi ricorda i miei campeggi estivi. Ok, se riuscissi a spostare la cabina qui, attraverseremmo.
Vedi il quadro comandi? È distrutto. Penso non ci sia corrente. Allora, facilmente, allora, beh, dove è immaginabile. Lì c'è una scala, quindi qui è chiuso. Allora, sopra la scala. Altre soluzioni non ne vedo, quindi... Giusto? Giusto. Piccolo saltino e andiamo giù. Esamina. R2, sì. Forse possiamo metterla in moto. Adesso è aperta qui? Apri. Non c'è altro, devo andare a direttamente perché... Sì. Esamina. Puoi sistemarlo? Allora, poi c'è questo che porta a questo, che porta a questo, che porta a questo, che porta a questo, che porta a questo. No, perché? Mm. Posso fare così, così, dopo giù così, che va qua, che porta qua, giusto? Che porta qua, che dopo alla fine porta qua, giusto? Giusto, sì. Sì, sono un genio! Sì, dopo una scossa da 1000 volte, dai, sei un genio. Ritorniamo con Kate. Aspetta, no, io qui dietro però non ci sono andato. Ah, ma non ti fa andare, va bene. Allora, andiamo avanti. Cosa Corsetta. c'è di qua? Ah. Sentito? Il nostro misterioso uomo incappucciato. Chissà cosa sta facendo. Guardiamo bene intorno che saltano fuori quelle belle monetine che sicuramente... lì bisogna andare sopra di sicuro. Qui è chiuso, strano ma vero. Cosa contengono?
Hazardous, sostanza pericolosa. Mm. Molto 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 sospetto. Allora, super di qui e fin qua. Un'altra volta, esatto. Ehi! Oh, va già molto meglio. Dovevo solo tenerla ferma un attimo. Adesso sto bene. Trovata una scorciatoia. Devo chiedervi di restare dove vi dico io. Certo, signor Dumet. Ci siamo. Proseguiamo. Restate tutti dove il signor Dumet possa vedervi. Grazie. Mi sembra di sentire il professore. Una gita scolastica. Allora? Un campeggio degli orrori. Fa nulla. Non potrà tenere le carte coperte ancora a lungo. Questo è certo. Giusto? Vieni o no? Ah? Soffri di vertigini? Forse. Sì. Merda! Moriremo tutti! Che stronza però. Vai. Oh Gesù, rilassati, Mark! È un bel salto. Riesci? Meglio ancora questa. Oh, merda. Empatia, dai. Puoi farcela. Guarda avanti, non giù. Vai, vai. Sto bene. Sicuro? Ho guardato. Sotto c'è solo acqua. Tu sai nuotare. E comunque il ponte sembra bello solido. Credo. Coraggio. Ti aiuto. Bravissima, dai. Ecco fatto. Vedi? Tutto bene. Non voglio guardare. Non guardare giù. Sì. Visto? Niente male. Le vertigini sono una brutta cosa. Per fortuna che io non le soffro. Grazie. Sai sempre come tirarmi fuori dai casini, tu. Forza, raggiungiamo il signor Dumet. Ma dove sono finiti? Chiedo scusa, ragazzi di città. Su, muovetevi, non abbiamo tutto il giorno. Beh, è un bel posticino comunque, eh. Al di là che ci saranno mille pericoli, mille inconvenienti. Non è male come posto. Il nostro uomo incappucciato, con i guanti anche. Ehi, wow. Signor Dumet, questo posto è davvero magnifico. Davvero? Forse non sarà un weekend sprecato. Mm. E tu chi sei? Ma che fai? Ho visto una bambina. Lassù. Forse la tua unica fan. E l'hai persa per sempre. Sei davvero un idiota. Qui è tutto molto fragile, vi prego attenzione. Devo essere sincero, signor Dumet, lei mi sta veramente sui puntini, puntini, puntini. Ah, è incredibile. Guarda qua. Ma è una meraviglia. È davvero spettacolare. Posso chiedervi di firmare al banco gentilmente?
Mancano dei bagagli. Staranno senz'altro arrivando. Li farò portare direttamente in camera. La trousse di Kate li avrà rallentati. Erin, le sigarette? Zaino blu. Sistematevi, io vi raggiungerò per cena. Alle 8. Signor Dumet, non so davvero come ringraziarla. Questo è un posto fantastico. L'ho detto che sarebbe andata bene, no? L'ho detto. Cosa abbiamo visto? 178. Cosa sarà mai? Bah. E questa chi è? Oh, chi si vede? Impegni, impegni, impegni. Tu te ne vai in giro tutto il giorno e io devo restare qui a preoccuparmi. Sei sparito tutto il giorno senza dirmi neanche una parola. Una signora molto molto, come si dice, simpatica. Sì, dai, chiamiamola così. E questa è chi? Ah, è la bambina di prima. Questa è la canzone. Oh! Scusa. Sei tesa. 26 Oh mio ottobre. Dio, me la sono fatta addosso. Com'è che non mi hai sentita? Stavo... Secondo me non siamo soli qui. Quando eravamo fuori, Kate ha visto una bimba a una finestra. L'ho vista anch'io. Una bambina. Il signor Dumet avrà famiglia, domestici, magari amici. Ma Chi lo sa? Comunque, questo posto mi dà i brividi. Beh, è... particolare. Stavi cantando? Oh, sì, è la mia canzone coraggiosa. Questa è la canzone coraggiosa. La canto e non mi sento più paurosa. Non fa mamma granché. mia. Ma dai, 181. Dovrei essere dietro l'angolo. 183. È la mia. Ok. Ok, in bocca al lupo. Non perderti. Urla pure se hai bisogno di qualcosa. Grazie. Ci sono io. Niente Rassicurante. paura. In realtà, ehi, Sì? rimani mentre apro i bagagli e poi troviamo la tua stanza. Qualcosa mi dice che in questo posto è meglio non restare sole. Sì. Grazie. Finirei per perdermi. Dai, solo un corridoio, dai. Ed eccoci qui. Beh, direi... intima. È la delusione, come... Scherzo. Mi piace l'intimità. Se dormiamo insieme come l'ultima volta, finiamo sposate. Tu parli nel sonno. Non so se te l'ho mai detto. Bene. E cosa dico? Non lo so, erano solo imprecazioni deliranti. Oh, ero sveglia. Stavo leggendo i post che pubblica Kate. È insopportabile. Ok, non mi odiare, ma è sempre stata gentile con me. Credo soffra per Mark più di quanto odia a vedere. Balle, è un automa. Dov'è il bagno? No, dai. Vecchio stile? Ah, vecchio schifo. Pensa se mi scappasse nel mezzo della notte e mi trovassi Charlie sulla tazza. Suppongo non ci sia nemmeno il frigo bar. E invece ti sbagli. Là. Cos'è? Vino. Genio. No, ho paura che se iniziamo a bere... e mi sgriderà e mi farà sentire in colpa. Di nuovo. Sì, lui fa così. Però siamo in pausa.
Almeno finché non si gira. Che è meglio fare da sobri? Non sto mica dicendo che dobbiamo sbronzarci da star male. Perché lo stai facendo? Ho sete. E poi sei carina se ti arrabbi. Io... Come? Mi trovi carina? Mm? Oh, Mm, divertimento, dai, usiamo adesso. Sei così goffa. Che direbbe Charlie? lo so. Dov'è finito? È lì, proprio alla base del muro, lo vedi? Tutto po'. ok? Merda! Vuoi spaventarmi? No! Per vendetta, beh. Funziona. Oh, abbiamo anche un'asmatica. Bene. Preoccupazione. Sicura di stare bene? Beh, sì, forse non avrei dovuto metterti paura, vero? No, ma davvero non è colpa tua. È solo che fingo che non mi condizioni più di tanto. Non voglio dipendere da un inalatore. Provo a controllarlo, ma tra polvere e allergie, devo solo fare attenzione. Sicura? Certo, sicura. Quindi, beh, intima. Vuoi assaggiarlo? E ora sei avvelenata? Non è male. E sei sincera? È piccant. Una buona annata. Sicura? Sento retrogusto di rovere, una notina di cedro. Un pizzico di noce moscata. E aggiungerei un intenso e corposo aroma di calzino macio. Oh mio Dio! Quanto ti odio! Che gran bugiarda! Dai, seduzione. Ah, scusa. Pensavo parlassi di quando ho detto che sei carina. Davvero? Se sto arrossendo è solo per il vino. Non è affatto l'imbarazzo. Giuro. Davvero. Scusa. Non volevo imbarazzarti. Beh, sai, è che siamo colleghe e Charlie non fa che ripetermi di essere professionale. Certo. No, cioè, non è che non mi faccia piacere. Erin. O che non ti trovi carina anch'io. È solo che... No, avvicinati. Dai. Bacino, 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 bacino. Che fai? oh mio Dio, io non... che stronza! Ti prendo in giro, vorrei baciarti da mesi, ma non ho mai avuto il coraggio. Bella signore, cosa fate? Scusa. Scintilla scoccata. Abbiamo scoperto due che gli piace fare le sforbiciate. Sarcasmo. Te ne stavi nascosto come un pervertito? Scusa, ho interrotto qualcosa. No, parlavamo di lavoro. Ci preoccupa che l'impianto non regga le luci. Sì, esatto. Se in questo posto c'è un generatore, serve sapere la potenza. Non mi interessa cosa fate tra voi. E che ci fai qui? Non trovo la mia stanza e voglio una cazzo di sigaretta. Questi simboli strani sono numeri. Aumentano e decrescono in ordine. Grazie, ho già guardato di là.
10 minuti e butterò giù un piano della nostra prima ripresa. C'è tutta la sera. Non si può dopo cena. Vorrei riposare dopo aver camminato così tanto. Iniziamo a girare dopo cena. Ti do 10 minuti. E la Madonna, che Ok, cattivo. scendiamo tra un attimo. Erin, ho guardato nello zaino blu. Niente sigarette. Io le avevo messe lì. Fammi vedere. Magari uno di noi è daltonico e non sa riconoscere uno zaino blu. Seduzione. Quindi, a dopo? Sì, certamente. Abbiamo fatto salire anche il romanticismo. Bene. Cercate di non perdervi. Una bottiglia di vino che avrà quanto? 50 anni? Se la sta bevendo scui così? Sospetto, sospetto, sospetto. Dove diavolo se ne vanno? Esatto. Dove se ne stanno andando? Per motivi di copyright hanno tolto via la bottiglia, il nome del vino. Ma era un Bordeaux. Cosa succede? Mm. (19, 27, 26 ottobre, camera di Charlie). Un attimo. Oh, Kate ti manda questo. Abbattere i muri, orientarsi nel labirinto dell'ansia. È una presa per il culo. Penserà che possa aiutarti a gestire lo stress. Proprio per niente. Non sono stressato, ok? Non sei Ti sembro stressato? stressato, cazzo. I tuoi biglietti sono venuti bene. Ah sì, il rilievo fa una gran bella differenza. Agli anziani piacciono queste cose. Del mestiere. Anziani del mestiere. Ti sei salvato in corner. Stampato su cartoncino e messo un logo argentato. Cavolo. Avrei dovuto darne uno al signor Dumet. Le hai trovate? No, ero sicura di averle messe qui, ma non capisco. Gesù. Disperazione, dai. Guarda l'altra. Non l'hai fatto tu? Tu guarda. Ci sono solo vestiti e... questo, un avviso di sfratto. Dallo studio. Ho pagato l'affitto dal conto sbagliato e mi hanno respinto l'assegno. Non è nulla. È a posto. Quindi non mi devo preoccupare? Preoccupati di trovare le cazzo di sigarette. Sono sparite. Sparite. Così nel nulla. Secondo te me le hanno rubate? Io non... In realtà Kate ne sarebbe capace. O Jamie. Mi spiace. Lucidità, dai. Niente, portiamoci avanti col lavoro. Questo posto è enorme e di certo da qualche parte ci saranno delle sigarette. Non puoi farne a meno? C'era un bar alla lobby. Lì avranno delle sigarette, giusto? In realtà è vietato fumare nei bar, per cui... Dai, controlliamo. Se le trovi prima tu, ti perdono tutto. Bene, bene, bene. Allora, signori, io vi lascio qui. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un bel like, di commentare e condividere. E grazie ancora per la visualizzazione.
a tutti quanti un caldo augurio di buon Natale e come sempre ancora vi ringrazio per la visualizzazione. A presto da Joker Gaming.